Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commendone veneziano. Siamo qua pronti per la seconda regata. Dai, spero non Stati Uniti, cazzo. Cina, vai con la Cina. Non posso fare cappelle con la Cina. Non accetto la sconfitta con la Cina. Nuvoloso forte 5. Ok. Con la China. Vai ragazzi. Preferisco fare sempre le regate in due video, cioè sempre un video a regata così da non creare confusione. Facciamo una gara, quindi praticamente sono 11 regate più le eventuali finali. Ok, vabbè, tanto sono abbastanza corte per fortuna. Ma spero veramente insomma di avvicinare più gente possibile a questo gioco che secondo me è bellissimo. Ci spero proprio ragazzi. Come è stato un po' che per Fly Simulator, non è che sia merito mio, non voglio prendermi i meriti che non ho. Però comunque qualcuno magari si è avvicinato anche grazie a me, sono troppo felice di questo. La Cina subito mi vuole rompere i coglioni, porca puttana. Niente, devo stare attento che riesco di prendere io la penalità stavolta. Però partenza di merda del comandone. Porca puttana. Ok. So, il vento è più sui 18, io tengo la vela a fiocco. Ok, giriamoci. Riesco ad andare verso l'interno. Sono troppo brusco nei movimenti però. La Cina mi sta andando via merda. 7 secondi. 7 secondi. Dai barchetta su. Dai barchetta su. E dico, praticamente il gioco dice che con la freccia quando è verde hai la traiettoria ideale del vento e tutto, però io a volte vedo che con un altro colore vado più veloce. Io penso probabilmente che con la verde sia la traiettoria ideale, però probabilmente con blu e rosso a volte, con rosso davanti, ecco, non hai sicuramente vento. Però io penso che per esempio da dietro è meglio avere rosso perché è più pericoloso perché rischi di sbandare, però hai più velocità. Io la vedo così, però non sono un esperto di vela ragazzi, quindi non lo so. La Cina è davanti, però cerchiamo di andare in maniera corretta. Merda. Che cazzo sta facendo la Cina? Ok. Occhio. Mamma mia. Ok. Vediamo la boa adesso. C'è meno vento rispetto a prima comunque. Merda. Mamma mia. Che rischio. Dai, con queste barche qua non voglio sprecarmi e penalità e roba. Voglio vincere bene, cazzo. Sono favorito con Cina, Brasile, insomma, sono alla mia portata. Stati Uniti, New Zealand, quelle là sono forti. Ok, allora. Visuale un po' più normale. Buttiamoci per di qua però adesso. È vero che faccio un po' più strada? No, beh. Anche la Cina ha quella traiettoria. Però sono molto più veloci. E la barca è un po' verso destra, però devo stare molto molto attento. Siamo sempre in vantaggio, non di tantissimo. E che evitiamo qualsiasi contatto, per favore. Facciamo neanche, non è un problema. Il vento è a 16. No! Mamma mia! Madonna di Dios, eccola la cagata. Ho perso un po' di tempo qua. Ho perso un po' di tempo. Porca
catrota da 7 secondi dalla Cina. Però scusate ragazzi, sono un attimo concentrato, non posso permettermi cagate. Andiamo di fiocco perché in realtà il vento è sopra i 18. Che piano che stiamo andando. Guarda come cambia il vento, cazzo, non faccio a tempo un attimo a cambiare la visuale che subito mi cambia il vento. La Cina è più interna, qua so cazzi, perché io non posso girarmi adesso se no li vado in bocca alla boa. Ok, qua la Cina è una traiettoria meravigliosa. Puttana miseria. Bisogna rischiare, raga. Adesso sono rosso, chiaramente. Dai che forse la Cina la prende un po' larga, però. Però qua siamo veramente attaccati, raga. Sono dietro, porca miseria. Non ci voleva questo, non posso perdere con la Cina, porca puttana. Bella, qua ho recuperato. Dai ragazzi, questa è già una regata di quelle toste. Siamo là a 2 secondi. Proviamo questa traiettoria, ragazzi, siamo veramente là, Siamo veramente là. Faccio fatica a tenere sta cazzo di barca. Merda. La vedo dura. La vedo molto dura, ragazzi. Ah. Dai, che sopra ha una buona velocità. Dai, Comendone, non è ancora detta, forse. No, non ce la faccio, no. Niente. Qua arriva la sconfitta del Comendone. Di poco. Ma vaffanculo, cinesi del cacchius. Proprio per 6 secondi. Va bene, raga, pazienza. La Spagna batte la Germania in questa seconda regate. Cina, Italia persa. Svizzera batte il Brasile. Stati Uniti batte il Giappone. Gran Bretagna batte l'Australia. Incredibile. Francia batte New Zealand. Mamma mia, pazzesco. Stati Uniti in testa. New Zealand e Australia un po' in difficoltà, ragazzi. Buono, raga, questa seconda regata è andata. Ce ne saranno ancora tante, quindi tempo di cazzeggio e di vittorie e sconfitte ne abbiamo, perché qua secondo me sta classifica non è proprio molto, non rispecchia molto la realtà. Io penso che alla fine Australia e Nuova Zelanda recuperano e noi abbiamo perso contro una nazione che sinceramente non è tanto forte, quindi sono un po' preoccupato. Dobbiamo arrivare almeno tra le prime 4, ragazzi, non sarà semplice. Raga, un saluto dal Comendone, ciao.